Buonasera e benvenuti a Tutt'Oggi Attualità, che in questa puntata torna ad analizzare la questione dei rigassificatori. In passato ne abbiamo discusso ampiamente da più riprese e sembrava certo ormai che la costruzione di un impianto di rigassificazione a Zaule fosse un progetto accantonato in modo definitivo. Non è così, tant'è che proprio qualche giorno fa è giunta notizia di una presa di posizione del Ministero per l'Ambiente italiano, in base alla quale il suddetto rigassificatore non sarebbe incompatibile con le varie specificità del territorio. Ne parliamo con Lino Santoro di Legambiente Trieste, che saluto e ringrazio per essere il nostro ospite. Grazie a voi per avermi invitato. Ecco, pregherei la regia di mandare in onda il servizio sul recente fatto che ha riacceso le polemiche in regione, il servizio di Silvia Stern. Il documento ufficiale porta la firma del 6 febbraio, ma è giunto al Comune di Trieste solo qualche giorno fa. Di fatto, il Ministero all'Ambiente conferma l'ok ambientale in quanto non ci sarebbe alcuna incompatibilità tra l'impianto firmato Gas Natural e i traffici portuali, né con il piano regolatore dello scalo giuliano. Nessun problema nemmeno con l'allungamento del molo settimo previsto dall'Authority. Va detto che la valutazione di impatto ambientale del Ministero non è un via libera definitivo al progetto, anche perché l'ultima parola sulla valenza economica del rigassificatore spetta al Ministero dello Sviluppo. Intanto i deputati del Friuli Venezia Giulia e gli enti locali triestini ritornano a far quadrato sulla vicenda per scongiurare la realizzazione dell'impianto. Rimane la nostra totale contrarietà all'impianto e quindi rimane la determinazione ad agire in tutte le sedi, innanzitutto politiche e istituzionali, per far valere le ragioni della nostra comunità e delle istituzioni locali. I contenuti di questa istruttoria vanno attentamente valutati. Secondo me e secondo noi rimangono valide le ragioni che portano a dire che lo sviluppo del porto non è compatibile con un rigassificatore nella Baia di Zaule. Contrarietà che è stata ribadita proprio ieri anche dal Presidente della Regione Serracchiani assieme al Ministro per l'Ambiente Galletti. Ecco, ci può spiegare in che modo avete reagito in Legambiente appena avete appreso la notizia? Appena abbiamo appreso la notizia abbiamo deciso di risvegliare il nostro ricorso al TAR, che era stato fatto proprio in occasione della compatibilità ambientale data con decreto nel 2009 dai vari ministeri che comunque dovevano seguire questa faccenda, e quindi siamo in contatto con l'avvocato che segue la storia del ricorso al TAR. Stiamo aspettando un documento, l'ultimo documento, quello di cui parlava lei, cioè il documento ufficiale della Commissione VIA, che ha sostanzialmente ritenuto che le osservazioni, le considerazioni fatte dall'autorità portuale a suo tempo riguardo appunto il problema del traffico portuale con incrementi, c'è una proiezione di incrementi notevoli, no? Il canale sud, che è il canale attraverso cui dovrebbero arrivare le navi gasiere, arrivano le petroliere, arriva parte del traffico portuale, visto anche che si parla appunto dell'allargamento del molo settimo, di un eventuale molo ottavo, eccetera, eccetera, quindi tutto questo contraddice insomma la presenza di un impianto lì in quella zona, visto che i tempi di scarico, carico insomma sono abbastanza lunghi, non lunghissimi, ma comunque impegnano quel famoso canale sud. Quindi appunto noi riteniamo che sia giunto il momento di riprendere in mano i ricorsi al TAR e andare avanti. Il problema è che una volta i ricorsi al TAR di azioni ambientaliste erano gratuiti, adesso non è così. Dovessimo per esempio soccombere in primo grado e dovessimo ricorrere al Consiglio di Stato, la nostra intenzione è di coinvolgere il sindaco di Trieste, la Presidente della Provincia, la Presidente Serracchiani, consiglieri regionali, provinciali, eccetera, eccetera, che siano, e comunali ovviamente, che siano dichiarati, che si dichiarano ancora adesso contrari al gassificatore. Faremo un appello a loro affinché le finanze da rimpinguare per poter garantire comunque la possibilità di andare anche a un ricorso al Consiglio di Stato, ecco, siano tali che questo percorso sia possibile, insomma. Quindi, visto le loro buone intenzioni confermate da tutti quanti, allora chiediamo, visto che abbiamo fatto questi ricorsi, e visto che né Regione, né Provincia, né Comune hanno fatto ricorso, cioè solo il Comune di Muggia aveva fatto ricorso al TAR, insieme al Comune di Dolina, mentre il Comune di Trieste si era aggiunto al ricorso del Comune di Muggia. Quindi chiediamo anche di coprire le eventuali spese per questa scelta che è obbligata a questo punto.
La multinazionale titolare del progetto, la Gas Natural, sostiene che l'impatto ambientale è minimo, che non ci sono rischi, che è comprovato che già 30 anni che non sussistono problemi per quanto riguarda l'ambiente e neppure un caso di incidenti. Effettivamente così, a cosa si va incontro con i rigassificatori così vicini alle coste? Ma guardi che l'azienda, che la Gas Naturale, come tutte le aziende private, no, che hanno ovviamente come obiettivo sviluppare un progetto, anche perché questo progetto in parte compare ancora come progetto strategico a livello europeo. In questo caso quindi l'autorità dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua italiana quindi prevede ancora per i progetti strategici degli incentivi estremamente forti, il 71,5% dei ipotetici ricavi, no? Quindi è chiaro che un'azienda ha tutto l'interesse a farlo, no? E io non ce l'ho con le aziende, ce l'ho con tutti gli organi di controllo statali, eccetera, che in questi anni, attraverso varie amministrazioni, non hanno avuto appunto la grinta di opporsi a questo progetto. Lei mi chiedeva appunto sugli impatti, certo che ci sono impatti ambientali, è certo che l'azienda minimizza, questo mi sembra che sia abbastanza ovvio, no? Però gli impatti ci sono. Se andiamo a vedere quello che succede negli Stati Uniti, ormai il governo degli Stati Uniti progetti sulla terraferma li fa solo laddove c'è un enorme spazio disponibile in aree non urbanizzate. Gli obiettivi adesso sono eventualmente a largo, quindi le piattaforme a largo come quella che era prevista anche l'altro progetto, no? Che era previsto a largo di grado, no? Quindi una piattaforma a largo come quello che è stato già realizzato a Portoviro, no? In Italia, e l'altro che sta per essere completato a largo di Livorno, quindi progetti, cioè impianti che stanno comunque lontano dalle coste. Oppure noi abbiamo sempre battuto insieme anche al tavolo tecnico di Gassoria di Trieste su un'ipotesi che è quella forse la più ovvia, la più percorribile, quella della nave gasiera che arriva e scarica il gas e poi se ne va via senza impianti fissi a terra. Chiaro che un osservatorio di quel tipo là, considerando poi tutte le considerazioni che si fanno adesso sulle possibilità anche di attentati terroristici, ma che non necessariamente significano sganciamento di una bomba o qualcosa del genere. Ormai gli attentati terroristici sono più utilizzati sulla gestione digitale di un impianto, ormai tutti gli impianti sono sotto il controllo digitale, no? Ci sono i controllori di processo e tutto un sistema quindi che è basato sulla digitalizzazione, no? La gestione digitale di un impianto. Entrare all'interno di un sistema non è facile, ma non è nemmeno impossibile e quindi i rischi ci sono, insomma. Lei immagina una nuvola di gas a 160 gradi sotto zero che esca da un impianto perché qualcuno ha lasciato aperte le valvole oppure ha favorito un incremento di sovrappressione all'interno dell'impianto, no? C'è un fenomeno che si chiama rollover. Cioè si crea una sovrappressione pazzesca, è successo a Panigaglia tanti anni fa, no? Infatti è uscita una grande nube fredda, no? Nube che come tutti sanno viaggia a livello del suolo fin quando la sua temperatura non raggiunge 100 gradi sotto zero, stiamo parlando di gradi sotto zero, dopodiché comincia un pochettino a disperdersi eccetera. Quindi già la nube fredda, pensi lei, 160 gradi sotto zero, se arriva su un centro abitato diventiamo tutti degli stoccafissi, no? E poi dopo c'è la possibilità di scoppio, perché ecco, questo non sono assolutamente d'accordo su quello che dice la Gas Natural, ma per amore di Dio, fa i suoi interessi, può anche dirlo, deve essere confutata dagli organi di controllo. Cioè effettivamente loro dicono che il gas naturale, che contiene gran parte formato da metano, non può esplodere. Esplode soltanto in luoghi strettamente confinati, non so, tipo una cantina, non dovrebbe dare un'idea, no? Ecco. In realtà non è vero questo, no? Può esplodere anche in luoghi cosiddetti semiconfinati, cioè in luoghi in cui il gas, la nube non può avanzare liberamente perché si trova degli ostacoli, degli edifici, tanto per dire, delle strade strette, per cui comunque sia una compressione del gas e quindi questo gas potrebbe esplodere. L'esplosione sarebbe catastrofica, insomma, e poi se pensiamo a quello che è successo col GPL a suo tempo, quindi immaginiamo le conseguenze su una zona dove c'è gente che vive, insomma, ecco. Quindi certo, che l'azienda voglia ridurre i termini, no, di questo evento catastrofico, questo è abbastanza ovvio, però secondo me non va ragionato, e non sono sicuramente il primo a dirlo, non va ragionato in modo probabilistico, cioè vedere
cosa è successo finora, che probabilità c'è. Il ragionamento deve essere tipo deterministico, cioè ragionare e dire se succede quali sono le conseguenze e se succede dove, quali sono le conseguenze rispetto a un altro posto. Questi sono gli elementi che, ripeto, l'azienda fa gli affari suoi, non naturale, è ovvio, no? Ma sono gli organi di controllo che dovrebbero, c'è la commissione VIA a suo tempo, per esempio, da cui è seguita la compatibilità ambientale data con decreto dai ministeri. Ecco, quindi io ce l'ho piuttosto con chi dovrebbe controllare, dovrebbe verificare, dovrebbe studiare in modo attento il progetto presentato dalla Gas Natural e che secondo noi non l'ha fatto, perché il ricorso al TAR è basato proprio su questo motivo, che secondo noi l'analisi che ha fatto la Commissione non era puntuale, non ha preso in considerazione tutti gli elementi. Comunque il discorso di incidenti, anche se non ci fossero, se non si presentasse comunque l'occasione di un qualsiasi tipo di incidente, c'è anche l'impatto ambientale dovuto, derivato anche dal funzionamento stesso dell'impianto. Sì, cosa certo. dimostrano i vostri studi? Ma sì, appunto, perché l'impianto ovviamente per funzionare deve trasformare il gas liquefatto in gas gassoso, no? Diciamo così, cioè una sostanza liquida e una sostanza gassosa. Ovviamente il metodo che viene utilizzato, i metodi sono tanti, cioè quello che ha scelto la Gas Naturale è quello appunto di raffreddarlo con l'acqua marina. L'acqua marina viene fatta scorrere su dei pannelli all'interno dei quali circolano dei tubi, circolano appunto i gas in fase liquida e poi gradualmente, no, siccome la temperatura del mare è molto più alta, ripeto la differenza sono 165 gradi grosso modo sotto zero di gas in fase liquida, e poi la temperatura del mare che è quella che può essere più alta o più bassa, ovviamente anche qui è un elemento chiave, più alta la temperatura del mare più efficiente il processo di rigassificazione, più bassa la temperatura, quindi c'è un impatto allora sul fatto che poi st'acqua ovviamente si raffredda anche di un certo numero di gradi e viene rimessa in mare. Questo sicuramente già di per sé ha un impatto, no, sull'ambiente marino. È abbastanza evidente, insomma, il povero pesce che arriva là si ritrova l'acqua fredda. Poi ovviamente per evitare che si formino incrostazioni su questi pannelli bisogna mettere dei biocidi, no? Delle sostanze che uccidono appunto i microorganismi. Nel caso classico si usa il cloro, i derivati del cloro, insomma, no? Ecco, e questo ovviamente rimane sempre una certa quantità di cloro dopo aver, è ovvio questo, no? Non è che il dosaggio è perfetto, ma anche è impossibile farlo. E quindi anche questo ha un impatto sull'ambiente marino, si possono formare dei cloroderivati organici che sono tossici. Un esempio classico sono quelle strane schiume che si sono formate a Porto Vero, che sono proprio derivate dal fatto che si formano dei derivati organici clorurati che hanno un effetto tensiativo, quindi si manifestano sotto forma di schiume e che comunque dalle analisi sembra che abbiano comunque degli elementi tossici all'interno. La Gas Natural aveva detto anche, tra l'altro in un comunicato, che questo tipo di schiuma deriva dalla velocità di scarico delle acque di ritorno nel mare. Certo, la Gas Naturale sì, ma sappiamo tutti che ci sono dei tensiativi, si formano delle schiume, però evidentemente c'è un tensiativo che l'acqua normale si forma ma se lei, non so se ha visto, sicuramente ha visto le fotografie che riguardavano le schiume formate a Porto Vero, non si trattava di un po' di schiuma che durava poco eccetera eccetera, era una schiuma persistente, quantità enormi, insomma, era come la crema da barba quasi, no? Una roba allucinante, insomma, no? Quindi certo, minimizzare conviene all'azienda, non ho mai visto nessuna azienda che affermasse noi siamo dei distruttori dell'ambiente, noi siamo cattivi, noi siamo tremendi, eccetera, eccetera. No? L'opzione circolo chiuso invece? Il circolo chiuso dipende dai flussi, no? Perché c'era un progetto di allacciare appunto il rigassificatore con l'impianto di incenerimento, ma i flussi sono molto diversi, no? Nel senso che l'acqua fredda generata dal rigassificatore veniva utilizzata per il raffreddamento all'interno appunto del processo dell'inceneritore, no? Il quale poi ributtava l'acqua più calda. Quindi teoricamente era possibile fare un ciclo chiuso, per cui praticamente, ma questo è possibile solo se i due flussi sono uguali ovviamente, no? Cioè chiudere il ciclo, quindi non buttare niente nell'acqua di mare,
si può fare solo se i flussi sono più o meno della stessa ordine di grandezza, ma se sono diversi, infatti poi era venuto fuori la storia, si ricorda la proposta della centrale termoelettrica a gas della Lucchini, eccetera eccetera, quindi era venuto fuori anche l'ipotesi di fare appunto un ciclo chiuso, un loop, sempre col discorso raffreddamento, riscaldamento e compagnia bella, no? Però a parte che per fortuna il progetto della Lucchini non è finito, no? Ma comunque appunto sì, i flussi sono uguali o simili, è possibile fare un circuito chiuso, altrimenti è un po' difficile farlo, insomma, comunque bisogna comunque prelevare, la cosa non è così banale, ecco. Dal punto di vista politico ed economico ovviamente ci sono grossi appetiti in gioco, parliamo di milioni e milioni di euro che verrebbero in questo caso risparmiati dalle aziende però, non dai consumatori, è vero? Ma infatti che i consumatori risparmiano qualcosa trovo assai poco probabile. Invece, allora, lei si ricorda che l'autorità dell'energia elettrica e del gas, che adesso si chiama autorità dell'energia elettrica, gas e acqua, anche perché si occupa anche di acqua, prevedeva un 71,5% dei possibili teorici ricavi se il rigassificatore dovesse funzionare a pieno regime, cioè 8 miliardi di metri cubi all'anno. Quindi era assicurato all'imprenditore questa quantità, no? Ecco. Anche se nessuna nave gasiera dovesse arrivare a Trieste per questioni che effettivamente gran parte di impianti di rigassificazione, se vediamo solo anche quello di Panigaglia, quello di Portoviro mi sembra che lavora un po' meglio, ma insomma si arriva a un 30-50% di potenzialità effettiva, per cui l'imprenditore aveva tutti gli interessi a puntare su questo progetto qua. Vero è che dopo questo incentivo per adesso è stato accantonato, però è possibile farlo solo per i progetti considerati strategici. Quindi se questo impianto fosse ritenuto, no, valorato anche a livello europeo, perché esiste proprio tutto uno studio europeo, una serie di documentazione europea sugli impianti strategici e quindi anche finanziati anche con fondi europei fra l'altro, quindi abbiamo vari canali di finanziamento, quindi l'imprenditore ha interesse effettivamente a realizzare, no? Ecco, che se lo realizzi pure da un'altra parte, insomma, non in un centro urbanizzato, ecco, in un'area urbanizzata. Torniamo alla questione delle reazioni politiche. Abbiamo in tal senso un servizio sulle reazioni immediate delle varie istituzioni e realtà politiche, la notizia sul disco verde di Roma all'impianto di Zaule. Silvia Stella. La notizia, trapelata quasi in sordina dagli uffici romani, è rimbombata a Trieste con un gran frastuono. Il decreto di revoca della VIA, la valutazione di impatto ambientale del rigassificatore di Zaule, non è mai scattato. Questo significa che la partita firmata Gas Natural resta aperta. Come aperta resta la possibilità di una maxi causa da parte della multinazionale spagnola per danni, nel caso in cui il progetto non dovesse prendere forma. Gli enti locali si sono mobilitati e hanno ribadito il loro no all'unanimità. Io in qualche modo anche rappresento, tutti i comuni del nostro territorio e la nostra ferma, contrarietà. Altrettanto, ovviamente, è stato confermato anche dal nuovo presidente dell'autorità portuale che abbiamo appunto incontrato ufficialmente ieri. Credo che oltretutto, una posizione, una contrapposizione a quello che è il parere del territorio, non sarebbe ben accetta. Secondo fonti romane, la colpa di una mancata chiusura della partita sarebbe da attribuire alle motivazioni troppo deboli illustrate dall'autorità portuale di Trieste per dire no all'impianto. La presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, punta piuttosto il dito sulla giunta precedente, che in un primo momento si era espressa favorevolmente al rigassificatore. Per i cittadini invece sarebbe la regione ora a dover intervenire. La regione cosa sta a fare? Perché potrebbe benissimo integrare questa documentazione, implementando con le questioni ambientali e anche di sicurezza, visto che i problemi che troviamo giornalmente, ISIS, terrorismo, stanno aumentando. Come comitato noi prima di tutto chiederemo un incontro col nuovo commissario dell'autorità portuale per capire anche qual è la situazione del piano regolatore del porto, che se contempla o meno il rigassificatore. Poi un incontro con la Presidente Serracchiani. Riteniamo che vi sia un'incompatibilità tra il porto e
il rigassificatore, quindi l'intesa per quanto ci riguarda, e ovviamente motiveremo perché questo avvenga, noi non intendiamo darla. Ovviamente ci muoviamo in un contesto nel quale, ahimè, molto è già stato fatto. Su una cosa gli enti locali sono d'accordo: in questa fase delicata l'ago della bilancia potrebbe essere proprio la posizione che verrà espressa dalla Slovenia. Poco prima lei aveva detto, anche un po' leggendo tra le righe, che sì, c'è dal punto di vista politico, è stato detto dalle autorità comunali e regionali che sono contrarie, però dal punto di vista concreto invece si fa ben poco per quanto riguarda studi, prove sul campo e così avanti. Sì, infatti, a suo tempo era stato chiesto da alcuni amici che facevano parte, anch'io ho fatto parte per un breve tempo del tavolo tecnico di rigassificatore Trieste, si è sempre chiesto che fosse coinvolto in studi appunto sia sul rischio sia sull'ambiente marino, fosse coinvolto l'Università di Trieste, il geofisico che adesso appunto sperimentale, che adesso ha cambiato nome, che adesso non mi sovviene, ma comunque da enti di ricerca sul nostro territorio. Siamo tanto contenti di avere sul nostro territorio istituti di ricerca che sono rinomati a livello internazionale, e quindi le risorse per sviluppare uno studio terzo, diciamo, perché è drammatico dire, allora, l'azienda presenta i suoi studi sui progetti, noi ci aspetteremo normalmente che gli enti pubblici, dallo Stato, la Regione, eccetera, eccetera, operassero in favore dei cittadini, no? Non assumendo quelle posizioni di ambiguità che, vabbè, sono state, si diceva prima appunto nel filmato, no? Come nel corso di questi anni come sono cambiati gli atteggiamenti, no? Devo sottolineare per esempio che il PD a suo tempo a Trieste era favorevole. Io mi ricordo, partecipavo alle discussioni in consiglio comunale come esterno, ospite esterno, ed era questo il panorama che veniva offerto quella volta. Poi devo dire che mi sono preso per esempio la briga, proprio, mi sono impegnato fortemente nel coinvolgere il nostro Presidente nazionale con gli atti. Con i precedenti avevo un po', anzi con Della Seta, il precedente, non ci capivamo su questo discorso. Con Cogliatti sì, infatti c'è stata una riunione a Trieste, qui è venuto il Presidente Cogliatti, Presidente nazionale, il Presidente regionale che una volta era Giorgio Cavallo, io, e c'è stato un incontro proprio con Cosolini, che quella volta era solo candidato, e con la Presidente della provincia. Ho notato che insomma alla fine dell'incontro il panorama era un po' cambiato, nel senso che stava nascendo sia nella Presidente sia nell'attuale Sindaco Cosolini così delle notevoli perplessità sulla bontà di questo impianto. Poi man mano appunto c'è stata un'evoluzione in questo senso, e questo è importantissimo. Anche la Presidente Serracchiani, l'attuale Presidente della Regione, ha partecipato addirittura a un corteo che abbiamo fatto in Piazza Unità. Giorgio Iarco se lo ricorda benissimo, con tanto di striscione, no? Rigassificatore, dietro lo striscione c'era il Sindaco Cosolini, la Presidente della Provincia, la Presidente Serracchiani. Ecco. Però francamente non abbiamo visto un impegno a livello istituzionale così forte, perché noi siamo passati dall'ex ministro dell'ambiente, di cui è meglio non parlare in questo momento perché è un po' in situazione di critica perché è inquisito, ma lui aveva sospeso il decreto di compatibilità ambientale, era stato sospeso appunto per studi più precisi sul traffico, e con una possibile ipotesi, però che era rivolta evidentemente alla gas naturale, di modificare il progetto, cioè di modificarlo nel senso di, per esempio, le navi che rigassificano, ma lì c'era tutta una situazione da gestire. È chiaro che la gas naturale voleva portare avanti il suo progetto. Quindi diciamo che l'unica ipotesi percorribile con questa sospensione, questo decreto di sospensione, era appunto un documento che dal punto di vista, chiarisse come dal punto di vista della movimentazione della logistica portuale un impianto di rigassificazione proprio non ci stava per niente. Ecco, però dico, la sospensione è stata sospesa per un sacco di tempo, avrebbe dovuto seguirne la revoca del decreto, il famoso decreto della compatibilità ambientale. Ma tutti sappiamo che c'era una terza ipotesi, cioè quella che noi presentiamo nel ricorso al TAR, cioè l'annullamento del decreto del 2009, perché con l'annullamento del decreto 2009 si chiude tutto.
non c'è nemmeno la possibilità, parlando con dei giuristi, non esiste la possibilità che il gas naturale chieda dei soldi, perché certo con la revoca è possibile che la gas naturale è possibile che vinca ricorso e quindi possa essere remunerata per il fatto che il progetto non è portato in porto, ma un annullamento chiuderebbe tutto. È chiaro che un annullamento sarebbe che lo stesso Ministero che aveva dato a suo tempo la compatibilità ambientale disconoscesse il lavoro fatto dalla Commissione VIA a suo tempo, ammettendo che ci sono quegli errori che noi evidenziamo nel nostro ricorso al TAR. Ecco, questo è il problema. Infatti è stato fatto da Legambiente un comunicato stampa in cui era scritto: sospensione, revoca e annullamento non sono sinonimi, sono due percorsi completamente diversi. Ecco, e se non arriviamo all'annullamento, io penso che la Presidente Serracchiani deve impegnarsi seriamente in questa direzione. Come agirete voi di Legambiente in caso non venisse revocata o annullata? Beh, intanto dobbiamo vedere appunto sto ricorso al TAR. Il problema adesso, noi vogliamo andare avanti con questo ricorso, se verrà bocciato ricorreremo al Consiglio di Stato, però dobbiamo veramente vedere i nostri amministratori locali più impegnati in questa storia qua, molto più impegnati, hanno i canali per farlo. Se pensiamo che la Serracchiani è anche vice segretario del PD, insomma uno dice ma come, insomma non è possibile. Perché non è che noi chiediamo un favore, noi chiediamo che siano rispettate le leggi, che tutto quello che è stato fatto in modo, secondo noi, superficiale, va bene, sia emendato in qualche modo, emendato ammettendo che il lavoro non è stato fatto bene e quindi il decreto sia annullato. È chiaro che però a questo punto, siccome a suo tempo il ricorso alla decisione ambientalista era gratuito, ecco, adesso non è più così, e se noi dovessimo perdere in primo grado e dovessimo ricorrere al Consiglio di Stato, lì ci volevano un sacco di soldi. Allora, se mi permette, posso lanciare l'appello per televisione qui, quindi tutti coloro, tutti gli amministratori locali, dalla Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, tutti i consiglieri, ex consiglieri, attuali consiglieri regionali, che si sono dichiarati contrari a questo progetto, ecco, facciamo un appello a loro perché possano rimpinguare quei soldini che abbiamo raccolto grazie ai cittadini. Abbiamo grosso modo 1.500 euro da parte, no, per l'eventualità, però non bastano assolutamente, non è possibile. Le chiedo ancora una cosa, abbiamo pochissimo tempo. Sì, un scusi. Supporto non solo finanziario ma politico da parte della Slovenia? E questo è fondamentale, noi siamo grati alla Slovenia per lo studio che è stato fatto a suo tempo e che poi l'ISPRA ha confutato, e anche lì insomma la nostra posizione è assolutamente, riteniamo debole la confutazione dell'ISPRA, anche se la stessa ISPRA, questo è interessante, ha messo in capo alle confutazioni, ha detto abbiamo avuto poco tempo però per esaminare la documentazione arrivata dalla Slovenia, e quindi noi siamo grati alla Slovenia anche perché questa è un'ulteriore occasione. Siamo due paesi confinanti, occupiamoci dei problemi che riguardano, insieme dei problemi che riguardano il nostro mare. La ringrazio per queste sue parole, per questo appello anche che ha lanciato, e in bocca al lupo. Grazie.